Buonasera a tutti, sono Roberta Lazzari di Union Camere Veneto. Oggi si conclude l'ultimo webinar di questo ciclo che abbiamo organizzato da luglio scorso, grazie al supporto dei punti impresa digitali delle Camere di Commercio, grazie al prezioso supporto della Camera dell'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Marco Fanno, e con il contributo anche della Regione del Veneto, la Direzione Industria, Artigianato e Servizi, che ha siglato con noi una convenzione chiamata Convenzione PMI. E questa attività rientra in una specifica attività riguardante proprio il tema dell'innovazione digitale, di come questo strumento può essere utilizzato dalle singole imprese per cercare di rafforzare la propria competitività. E dunque si è cercato durante questo ciclo di webinar di evidenziare l'importanza dell'e-commerce, la misurazione dei dati, i B2B, la digitalizzazione del prodotto, le tecnologie di industria 4.0 e sostenibilità ambientale. Oggi si conclude questo ultimo webinar. Tutte le informazioni saranno poi caricate nel canale YouTube sia di Union Camere del Veneto che anche dell'Università di Padova, e naturalmente per ogni richiesta di informazione siamo a completa disposizione. Grazie mille della vostra partecipazione. Buon pomeriggio a tutti, grazie Roberta, sono Eleonora Di Maria e insieme a Marco Bettiol del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università di Padova coordineremo e introdurremo i lavori a questo webinar. Come diceva Roberta Lazzari, oggi il tema è quello di affrontare come le tecnologie digitali possono aiutare i percorsi di sostenibilità ambientale delle imprese. Faremo un focus specifico sull'intelligenza artificiale con due interventi da parte di due, diciamo così, esperti e di imprese che lavorano su questi temi. Lasciatemi però fare una breve introduzione sul tema, proprio per come dire, condividere con voi alcuni elementi, diciamo, di opportunità, ma anche di criticità di questo percorso che vede sostenibilità digitale, ambientale e tecnologie digitali come due elementi che in qualche modo devono andare a braccetto e devono essere utilizzati in maniera, diciamo così, sinergica dalle imprese. La tecnologia digitale di Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, ci sottolinea come ci sia una profonda trasformazione da un punto di vista delle imprese, con diciamo così, un'idea di fabbrica, di processi lungo la filiera verso il consumatore da un lato, verso il cliente e verso i fornitori, che vede sempre più un investimento, diciamo, di tecnologie le più varie per rendere più efficiente, ma anche più trasparente, più tracciabile, anche attraverso la gestione dei dati, il processo produttivo, il processo manifatturiero, ma sempre più questa connotazione, diciamo, digitale del processo si sposa con un'analisi che deve essere fatta in merito alle ricadute da un punto di vista ambientale dell'attività di impresa. Oggi la sostenibilità ambientale non è più, come dire, semplicemente un optional, ma sempre più le imprese devono in qualche modo incorporare anche i propri investimenti e la propria attività di business, tenendo in considerazione quelle che possono essere le ricadute da un punto di vista ambientale in termini di gestione delle risorse, ma anche in termini di minore impatto più in generale sull'ambiente. Quindi sempre più la domanda è quella di capire in che modo anche le tecnologie digitali possono aiutare ad utilizzare in maniera più efficiente le risorse, ma allo stesso tempo a sostenere in questo percorso, diciamo, di sostenibilità ambientale anche diciamo, le imprese nel proprio core business. In questo quadro si inserisce quello che è il webinar di oggi. In particolare, per introdurre il dibattito, volevo portarvi alcuni numeri che come laboratorio manifattura digitale abbiamo raccolto in una prima indagine che abbiamo compiuto presso le piccole e medie imprese del Made in Italy italiane,
in particolare con riferimento all'investimento Industria 4.0. Qui vi riporto alcuni numeri, poi per un approfondimento tutte le informazioni sono sul nostro sito. Abbiamo cercato di capire quali fossero le motivazioni degli investimenti legati alle tecnologie digitali, dalla robotica alla manifattura additiva fino al big data, a cloud e altre tecnologie in qualche modo di Industria 4.0, e le imprese ci hanno sottolineato come le motivazioni di mercato fossero quelle più rilevanti, oltre che quelle legate all'efficienza interna. Però c'è comunque un terzo di imprese, in particolare piccole e medie imprese, che sottolinea come una delle motivazioni di questo investimento è legato anche alla sostenibilità ambientale. Quindi si cerca di utilizzare queste tecnologie anche con finalità ambientali. Se noi andiamo a guardare i risultati invece, cioè quali siano stati gli impatti di questo percorso di investimento, si vede come la sostenibilità ambientale ancora, diciamo, viene menzionata con una percentuale in un certo senso minore, ma allo stesso tempo uno degli impatti più significativi, al di là del servizio al cliente e della riduzione dei costi, è legato anche all'aumento della produttività, quindi all'utilizzo migliore delle risorse, non soltanto delle risorse tempo, delle risorse legate al capitale umano, ma anche proprio delle risorse materiali. Quindi c'è un legame che le piccole e medie imprese che noi abbiamo in qualche modo coinvolto a cui abbiamo, diciamo, chiesto quali fossero i percorsi di Industria 4.0, c'è un legame tra tecnologie digitali e sostenibilità, ma questo legame lo riusciamo a vedere meglio andando a considerare anche in che modo il percorso di innovazione digitale ha cambiato in particolare il prodotto, e su questo poi torneremo andando a guardare anche i casi e le testimonianze che seguiranno il mio intervento. C'è sicuramente un impatto positivo da un punto di vista delle tecnologie digitali sulla capacità di controllare, uso questo termine un po' ampio al momento, il prodotto nelle fasi del suo utilizzo. Quindi per esempio pensiamo al tema della manutenzione predittiva, della possibilità di controllare l'utilizzo del prodotto grazie alle tecnologie digitali, un'ottica di tracciabilità, ma anche la possibilità di lavorare su quella che si chiama la servitization, quindi aumentare il valore del prodotto attraverso il servizio. Abbiamo poi chiesto alle imprese se vi fosse un legame diretto tra sostenibilità e investimenti industria 4.0, e le imprese che hanno investito in questa direzione hanno sottolineato come ci sia una forte correlazione, nel senso che le imprese investono da un punto, diciamo così, Industria 4.0, ottenendo un impatto positivo in termini di controllo più efficiente delle risorse. C'è la possibilità attraverso le tecnologie di avere una maggiore tracciabilità, una maggiore visibilità dei processi all'interno per esempio dei processi produttivi, ma anche la possibilità di utilizzare le tecnologie all'interno della filiera, quindi a monte e a valle, per esempio da un punto di vista dei rapporti con i fornitori da un lato o con i clienti dall'altro. C'è un elemento che vorrei sottolineare però, che secondo me è molto interessante e che lascio poi anche diciamo così, al proseguo del webinar. Abbiamo visto che ci sono delle imprese che in qualche modo investono nel digitale perché hanno già un percorso di sostenibilità avviato all'interno dell'impresa, in altri casi in cui questo percorso di sostenibilità in qualche modo risulta come un percorso emergente. Mi spiego meglio. Abbiamo cercato, come dire, di mettere a confronto in questa matrice le imprese che partono, diciamo, dalla sostenibilità come motivazione dell'investimento in digitale, quindi sulle righe, e sulle colonne invece, scusate, sull'asse delle ascisse, sulle ordinate, la sostenibilità come risultato. Cosa emerge? Emerge che c'è un piccolo gruppo diciamo, di imprese che, come dire, partendo dall'investimento del digitale, quindi un 5%, in realtà poi attraverso Industria 4.0 non ottiene come beneficio quello che si auspicava, ma nella maggior parte dei casi, quindi un'impresa su 5, il 20%, dichiara che le tecnologie digitali, big data, la manifattura additiva per esempio,
aiutano l'impresa ad essere più sostenibile. C'è però, ed è quel 28% riquadrato, c'è un gruppo di imprese che sottolinea come la sostenibilità sia un risultato, diciamo, in più aggiuntivo, un elemento di scoperta che non era stato pianificato, non era stato, diciamo, considerato come elemento, ma che poi viene in qualche modo invece messo meglio a fuoco attraverso l'investimento digitale. Questo può essere un elemento interessante a maggior, diciamo, evidenza del fatto che le tecnologie possono aiutare l'impresa a ragionare su percorsi di sostenibilità anche, diciamo, nel tempo. C'è un altro elemento che riguarda più in generale, se noi parliamo di sostenibilità o un paradigma adesso più emergente che riguarda appunto l'economia circolare, come l'industria 4.0 aiuti ad essere appunto più ad utilizzare in modo migliore le risorse, a tracciare l'utilizzo delle risorse e la gestione dei prodotti in un'ottica di filiera, ma anche per esempio a far ripensare i modelli di business dell'impresa. Parlavo prima di servitization, cioè la possibilità accanto al prodotto di offrire una serie di servizi che possono, diciamo, andare ad aumentare il valore che viene offerto al cliente. E in questo percorso, e qui chiudo, c'è un ragionamento molto ampio, molto attuale, che parte, diciamo così, del webinar di oggi, che riguarda l'utilizzo delle tecnologie digitali come strumento per rendere i prodotti degli asset intelligenti, per riuscire in qualche modo a gestire in maniera più migliore, ma anche diciamo più competitiva, non soltanto i prodotti, ma anche le relazioni di filiera, e perché no sfruttare i dati che possono essere collegati all'utilizzo oltre che alla produzione del prodotto come strumento per generare nuovi servizi, ripensare i propri modelli di business, ma anche utilizzare in maniera più efficiente le risorse all'interno della filiera verso i clienti e verso i fornitori. Quindi in questo quadro diciamo esistono diverse opportunità che le imprese possono considerare, e da questo punto di vista, diciamo così, c'è sicuramente un percorso che può essere fatto. L'obiettivo di oggi è quello di andare a scoprire in modo particolare come le tecnologie digitali e in particolare l'intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento che fa leva soprattutto sull'investimento e sulla capitalizzazione dei dati, per ottenere dei benefici che non sono soltanto di competitività, ma anche di competitività ambientale, quindi di mettere insieme obiettivi che sono sia economici che ambientali. Io mi fermerei qui e lascerei la parola a Marco Bettiol per il coordinamento diciamo, della tavola rotonda per i prossimi interventi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Leonora, credo che la tua presentazione abbia segnato già alcuni punti interessanti che verranno sicuramente ripresi negli interventi della tavola rotonda. Io prima di presentarvi poi nel dettaglio i nostri ospiti vi devo ricordare due cose. Uno, che il webinar verrà registrato, quindi verrà anche messo a disposizione successivamente. Secondo, che con la chat potete fare delle domande, se volete farle ai relatori, poi magari le leggerò io, le farò ai relatori che magari sono impegnati a presentare, quindi se avete domande e curiosità utilizzate pure la chat come sistema per chiedere degli approfondimenti. Allora, con noi oggi abbiamo tre relatori: Lucio Panarisi, di Technology Advisor di Schneider Electric, Mirko Modenese di Humco e Sabrina Giraldin della Camera di Commercio di Padova. Allora, comincerei con Lucio Panarisi, che ha un titolo così impegnativo come Technology Advisor, poi ci spiegherà bene di che cosa si tratta. Insomma, lavora appunto per Schneider Electric per la parte italiana, e Schneider Electric è una multinazionale che ha fatto dell'applicazione delle nuove tecnologie per l'efficienza un po' l'emblema del proprio agire imprenditoriale, e quindi ci racconteranno un po' quali sono le soluzioni messe a disposizione e anche le applicazioni poi concrete e i risultati che queste nuove tecnologie oggi possono dare sul tema della sostenibilità ambientale. Lucio, ti ricordo il quarto d'ora di presentazione, sì. Quindi a te la parola. Grazie Marco. Bene, salve a tutti, mi presento. Come diceva Marco, lavoro per Schneider Electric, mi chiamo Lucio Panarisi, lavoro per Schneider Electric, e prima di tutto ci tenevo anche a ringraziare subito l'Università e Union Camere
e Camere di Commercio per la possibilità che mi hanno dato di raccontarvi e di condividere questa esperienza, questo caso di successo di questa azienda nostra cliente, senza però entrare nei tecnicismi, visto che non è la sede, ma cercando di sottolineare i benefici ottenuti. Ecco, titolo a parte, io all'interno di Snyder mi occupo di trasformazione digitale in ambito industriale, quindi di promuovere, ecco, quelle tecnologie di efficienza energetica e produttiva volte alla trasformazione digitale di un'impresa, ecco. Ma volevo fare giusto una breve, aprire e chiudere una brevissima parentesi, giusto per capire perché è importante parlarne anche in tempo di Covid, perché quello che è certo è che le restrizioni previste favoriranno sempre di più sistemi di comunicazione a distanza e di fatto accelereranno il percorso di trasformazione digitale. Ecco, quindi forse un po' anche questa situazione può rappresentare un'opportunità per accelerare questi piani di digitalizzazione. Chiudo qui la parentesi. Allora, di cosa vi vorrei parlare oggi? Allora, prima giusto 2 parole su chi è Snyder Electric, per poi entrare proprio nel vivo del caso Arredo 3, del caso di successo che vi vorrei presentare, parlando di quali erano, diciamo, le richieste del cliente, che tipo di soluzione è stata adottata e i benefici che poi il cliente ha ottenuto. Benefici che riguardano anche una parte di incentivazione legata al piano Transizione 4.0. Ecco perché vorrei spendere poi alla fine anche 2 parole su, proprio facendo un focus sul piano Transizione 4.0. Molto brevemente, Snyder Electric è una multinazionale, come diceva Marco, che fornisce sistemi di gestione di energia e di automazione industriale. Siamo un'azienda sicuramente globale, ma con una forte impronta locale. Ecco, Snyder in Italia vanta una presenza storica con 6 siti produttivi e centri di competenza mondiale, con 2 Innovation Hub e una fabbrica 4.0 aperta, visitabile, dove si possono toccare con mano tutte queste soluzioni. Ecco. Più nello specifico, Snyder si pone tra chi produce e chi consuma l'energia, diciamo. E all'interno di un sito produttivo andiamo a toccare i 4 principali ambiti operativi dell'azienda, quindi dalla distribuzione elettrica alle macchine, al data center, fino alla parte di uffici e di building automation. Qual è la realtà solitamente all'interno delle aziende? Che questi 4 ambiti operativi non si parlano, non si scambiano informazioni. Questo perché magari le macchine sono di costruttori diversi e non riusciamo a ricavarne informazioni, questo perché le cabine, finché non succede qualcosa e mi si blocca la produzione, non vengono tenute in considerazione, non si fa manutenzione, questo perché anche la storicizzazione dei dati anche in un piccolo data center non viene fatta e viene ancora fatto tutto a mano. Ecco, questo concetto di scambio di informazioni tra reparti è una premessa che ci tengo a fare, perché è la base di partenza poi per capire perché Arredo 3 ha scelto la soluzione che ha scelto per soddisfare un po' quelle che erano le sue esigenze. Ecco. Vorrei partire facendovi poi vedere questo video per poi andare poi più in dettaglio nella soluzione. Parte. Sì. Luca, non so se c'è un audio, ma l'audio non lo sentiamo. Immagino sia una musica di sottofondo. Non senti l'audio? No, non sentiamo l'audio. Ok, niente, possiamo anche saltare il video, non è, Ok, non è no, importante.
Va Però bene, insomma ok. ci ha fatto capire il video quantomeno che producono cucine, ecco. Sì, Questo... esatto, ok. ok, quindi Allora, Arredo 3 produce cucine. giusto per condensare cosa diceva il video, cosa si vedeva nel video. Allora, Arredo 3 è una significativa realtà produttiva del Triveneto, che è un territorio ricco di industrie legate al settore dell'arredo, e da quel poco che si è riuscito a vedere nel video, comunque il loro core business è la produzione di cucine. Ne fanno circa 220 al giorno, impiegando 240 dipendenti, ecco. Che cosa dovevano fare? Questo progetto è partito nel 2018. Loro inizialmente dovevano ampliare la produzione per aggiungere una nuova linea di verniciatura. Ecco, avevano quindi bisogno, diciamo, di aumentare la loro la potenza elettrica. Un altro grave problema che avevano era quello dei fermi impianto. Pensate che a loro un fermo impianto costa circa 40.000 euro l'ora. Quindi sicuramente eliminare il fermo impianto, avere sempre sotto controllo quello che sta succedendo all'interno della produzione era un'esigenza per loro molto importante. Per lo stesso motivo volevano avere informazioni in tempo reale dei consumi e dello stato delle linee produttive, per riuscire a capire quant'era, diciamo, il costo del loro prodotto finito. Che cosa hanno fatto quindi? Che cosa abbiamo fatto insieme a loro? Allora, per soddisfare le loro esigenze, la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stata misurare, perché diciamo, non si può andare a migliorare quello che non si conosce, e non si può conoscere quello che chiaramente non si va a misurare. Quindi quella che vi sto facendo vedere adesso è l'architettura della soluzione che loro hanno adottato, e che, come vedremo, si sviluppa su tre diversi livelli. Ma il primo livello, la prima cosa che è stata necessario fare è stata misurare per avere dei dati oggettivi. Ecco che quindi la nuova cabina, il nuovo power center che è stato messo per aumentare la potenza elettrica di cui loro avevano necessità, e tutti i vari quadri secondari del nuovo reparto di verniciatura sono stati messi con a bordo tutta una componentistica intelligente. Vuol dire che all'interno del quadro troviamo i classici interruttori, relè, UPS, classici nel senso sono sempre interruttori, relè e UPS che svolgono sempre la loro funzione per cui sono nati, ma che in più generano in tempo reale tutta una serie di dati relativi ai parametri elettrici. Hanno un'intelligenza nativa a bordo che permette di fare queste misurazioni in tempo reale, ecco. Tutta questa mole di dati poi chiaramente deve essere raccolta in qualche modo. Ecco che sul secondo livello di questa architettura si vanno a porre dei cosiddetti concentratori di dati, che quindi, sfruttando dei protocolli di comunicazione aperti, fanno da collettore. Attenzione che già per un'azienda di piccole dimensioni che vuole magari interfacciarsi a questo mondo, a questo modo, a questo nuovo approccio, già questo secondo livello potrebbe essere sufficiente, nel senso che già questi concentratori hanno a bordo delle pagine web integrate dalle quali già da remoto noi possiamo andare ad aprire queste pagine web per vedere i consumi di tutto quello che ho sotto, di tutti questi strumenti di misura che ho sotto. Però ovviamente la potenza e la possibilità di analisi di questi oggetti sono limitati, soprattutto se parliamo di un intero reparto, come era la loro situazione. E un'altra cosa, se nel futuro io volessi aggiungere altri misuratori al livello 1, quindi a livello di misura appunto,
lo potrei tranquillamente fare, perché tutta questa architettura è scalabile e aperta. Quindi, per dire, se nel futuro Arredo 3 vorrà provare misuratori di concorrenti o di altre marche, lo potrà tranquillamente fare, perché tutta questa architettura si basa su protocolli aperti ed è scalabile. Ma come dicevo, le esigenze di Arredo 3 erano diverse. Loro Scusami avevano... Lucio, Sì, un solo chiarimento sui dimmi. protocolli aperti, che magari Sì, esattamente che cosa si intende? Che io posso con degli altri software pescare questi dati? esattamente. Qual è l'impatto pratico per un'azienda? L'impatto pratico è che se un misuratore si utilizza un protocollo aperto per comunicare, io potrei usare anche un software di terze parti per andare a pescare i suoi dati senza, diciamo, senza andare ad intervenire in modi strani sul codice, ecco. Quindi facilmente integrabile. Quindi non devo chiedere il permesso a Schneider per prendere il dato, ma lo prendo e basta. No, assolutamente, esatto. Se ovviamente il software della terza parte Certo, chiaro. ammette protocolli aperti standard internazionali, ecco. Come vi dicevo però, le esigenze di Arredo 3 erano diverse. Loro avevano bisogno di un software locale, in questo caso uno SCADA elettrico, che permettesse loro di fare tutta una serie di analisi di dettaglio aggiuntive sullo stato elettrico del sistema, oltre a poter fare degli azionamenti da remoto. Quindi tutti questi dati vengono inviati al terzo livello, che è quello di analisi, dove troviamo queste soluzioni di supervisione e monitoraggio energetico. Ed è qui che il dato viene trasformato in informazione. Un'informazione utile che deve prendere decisioni a lungo termine. Quindi io sto passando da un dato in tempo reale a un qualcosa, un'informazione che mi permette di prendere decisioni sul lungo periodo. Quindi, per ricapitolare il flusso di dati, qual è? Adesso io vi ho parlato della parte a sinistra, quindi della parte che riguarda, della parte energetica, diciamo, che è dove siamo intervenuti noi principalmente come Schneider, nel senso che chiaramente la parte di destra, quella delle macchine, Arredo 3 le ha comprate da altri fornitori, chiaramente, ed erano macchine già 4.0 ready, vuol dire che nativamente queste macchine erano in grado di comunicare con il sistema gestionale di fabbrica, comunicare dati relativi al proprio processo produttivo, quindi ad esempio il numero di pezzi prodotti, il numero di pezzi scartati, l'uptime o il downtime della macchina. Quindi la macchina che loro hanno acquistato nativamente comunicava. Ad oggi però... Lucio, sì, dimmi. Scusi se interrompo, volevo solo vedere se avevo capito correttamente. Questo sistema consente per la prima volta, mi pare, all'azienda di correlare il costo dell'elettricità con la quantità di prodotto realizzato dalla macchina, corretto? Esattamente. Quindi aiuta sicuramente l'azienda anche a migliorare anche la costruzione, la gestione dei propri costi di produzione in modo molto più fine e raffinato. Okay? Esattamente, esattamente, per fare questa cosa però appunto deve esserci questa convergenza, quindi da una parte devo avere il dato produttivo ed è la parte che si vede a destra sullo schermo, dall'altra sulla sinistra devo riuscire a raccogliere e analizzare i miei consumi energetici, quindi come vi dicevo, è proprio la confluenza di dati nel sistema gestionale che permette di fare questa cosa che a chi ha scritto il piano anche Impresa 4.0 sta molto a cuore, quindi la correlazione tra il dato energetico e quello produttivo. I due mondi si devono parlare. Attenzione che nel momento in cui io volessi fare questa cosa, ma con delle macchine vecchie,
lo posso comunque fare perché adesso sul mercato sono presenti dispositivi, soluzioni che permettono comunque di raccogliere dati su macchinari che magari non sono nati con un'intelligenza a bordo. Quindi comunque posso riuscire a fare la parte di raccolta dati che vedete sulla destra, ecco. Quindi si può digitalizzare l'analogico, Si questo può, è. esatto, si può comunque riuscire a fare questo tipo di convergenza anche con macchinari vecchi. Ecco, quindi giusto per ricapitolare cosa permette di fare un sistema di questo tipo. Da una parte efficienza energetica, energy management, quindi sul lato puramente energetico posso conoscere i consumi e quindi andare a lavorare e ad ottimizzare i miei profili di carico. Posso, ad esempio, decidere a che ora fare certi tipi di lavorazioni che per me sono più energivore, evitando quindi i picchi, ma soprattutto fare questa allocazione costi per capire quanto effettivamente sto spendendo per singola unità di prodotto, perché riesco a fare questa correlazione dato energetico, dato produttivo. O capire, ad esempio, quando cambio formato, se ho una variazione di costi. Quindi andare anche a vedere nel tempo come questo costo sta cambiando. Sulla parte di destra, invece, posso anche fare asset management, quindi dicevamo una loro criticità era evitare i fermi impianto, ecco che allora con un sistema del genere io posso andare a capire lo stato ho sempre sotto controllo, diciamo, lo stato delle mie apparecchiature, perché posso ottimizzare la continuità di servizio, avendo comunque sempre delle notifiche istantanee di tutto quello che sta succedendo sul mio sistema, e quindi fare anche un tipo di manutenzione cosiddetta predittiva, quindi non più quella volta l'anno dove vado a fare un check generale di tutto l'impianto e dove in quel momento lì mi trovo le rogne, ma avere lo stato del sistema sempre sotto controllo e quindi ad intervenire su condizione, lì dove ce n'è bisogno. Lucio, dal Sì. punto di vista oltre a queste che sono tutte le opzioni, dei risultati che l'azienda ha ottenuto Sì. da questo, diciamo, questo sistema, direi articolato, no? Di Sì. gestione molto, molto particolare e preciso. Se puoi darci qualche risultato per chiudere un po' la presentazione. Allora, diciamo, visto che questo sistema è stato applicato su una linea di nuova concezione, è difficile fare non si può proprio fare un confronto, diciamo, a livello di risparmio energetico. Cioè è difficile dire, ok, rispetto a prima hanno risparmiato tot energia, anche perché si tratta di un sistema di monitoraggio, quindi ti dà delle informazioni che poi tu devi utilizzare nel migliore dei modi per fare efficienza energetica. Diciamo che solitamente i sistemi di questo tipo ti permettono di ottenere un 10-15% di risparmio energetico a fronte di azioni migliorative che si prendono in base alle informazioni che si ricavano, ecco. Ok. Se posso giusto un ultimo excursus Sì. sul discorso Rapidissimo. 4.0, perché come vi dicevo tutto questo sistema è stato portato in iperammortamento, vuol dire che tutta la cabina e tutto il software allora si chiamava iperammortamento, adesso si chiama si parla di credito d'imposta, ma tutto questo sistema è rientrato nell'incentivo previsto dal piano transizione 4.0 ex piano impresa 4.0. Perché? Perché rientra in questo famoso allegato A, in categoria A2, la distribuzione elettrica rientra nella categoria A2, quindi dei sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, se e solo se si tratta di distribuzione elettrica intelligente, quindi se scambia dati con il sistema gestionale e soprattutto se
asserve alla parte produttiva dello stabilimento, e quindi sia software che cabina, venduti come sistema unico a servizio della produzione e interconnesso, hanno ottenuto l'iprammortamento. Ad oggi sarebbe un credito d'imposta, ecco. Lucio, Io vi ringrazio. grazie per la panoramica e per anche aver presentato questo caso, direi molto interessante, di un'applicazione, appunto, di come il digitale abbia la capacità anche di retroagire. Alla fine il digitale sembra figlio del mondo elettrico, ma come si è fatto vedere, se lo rivede, lo reinterpreta oggi, Certo. appunto, con tutta una serie di contatori, di misurazioni molto... Insomma, laddove una volta c'era un interruttore on-off, oggi c'è una complessità, no, di capacità di raccogliere dei dati. E diciamo, questa tua parte finale della presentazione ci aiuta anche a dare l'assist a Mirko Modenese, che è l'amministratore delegato di Hyumco. Hyumco è una startup con sede a Mestre, che ha iniziato a lavorare da un paio d'anni sul tema dell'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere questo strumento magico e meraviglioso che ci aiuta a analizzare, a dare un senso a tutti questi dati che l'impresa inizia a produrre, perfino nell'elemento basilare come l'energia elettrica, da lì a salire alle macchine, per non parlare poi del software gestionale e così via. Allora chiedo a Mirko Modenese un po' di aiutarci ad addentrarci sul tema dell'intelligenza artificiale e di come si può applicare poi anche alle aziende, alle piccole e medie imprese, questi sistemi che sembrano carrozzati solo per le grandi, e quindi capire in che modo anche il nostro sistema imprenditoriale può trarre vantaggio da queste applicazioni. Mirko, eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'assist, grazie a Luca che mi ha spianato la strada, non ho più nulla da dire, era fantastico il caso di prima e assolutamente può introdurre bene un deep learning su quello, utilizzando uno dei miei termini, su quello che può essere la definizione di intelligenza artificiale. Io sono CEO da luglio 2020, in realtà nasco come Head of Data Science all'interno di Hyumco, quindi per la formazione e la guida di quello che è il gruppo di Data Scientist all'interno di questa realtà. Questa realtà, mi confermate che vedete, vero, le slide? Sì, perfetto. Hyumco nasce da Logos, fondamentalmente Logos Technologies, che è un'azienda del veneziano che ha oltre 20 anni di esperienza nel settore IT/TLC. L'idea di una BU dedicata all'intelligenza artificiale ha preso forma formalmente nel 2017 su un cliente di Logos, dove nasce l'ipotesi di inserire degli strumenti di intelligenza artificiale e viene coinvolta all'Università di Padova come una studentessa cinese in dottorato, ospite dell'Ateneo. Dalla realizzazione di questo progetto per il cliente di Logos, formalmente viene battezzata quindi Hyumco come startup innovativa, nasce come startup innovativa e non più come BU, mi ricollego a quello che diceva il collega prima, quindi con la 190 del 2014 che aveva il 50% del superammortamento fino al 31/12/2019, ad oggi recepito in una somma di un 12%, e quindi si costruisce un team di data science con le difficoltà anche nell'identificare queste figure. E di reperire queste figure specializzate. Lo scopo principale di Hyumco è di portare innovazione tecnologica con un effetto immediato in termini di utilità ai processi aziendali, guidando quindi le aziende nell'inserimento dell'intelligenza artificiale in maniera puntiforme e capillare, ma secondo una logica di percorso evolutivo, quindi misurabile, con un ritorno economico subitaneo. Quindi evitando in tal senso approcci faraonici per complessità di progetto e anche di effort economico. Il panorama iniziale che si è prospettato inizialmente a Hyumco è stato un grande oceano blu, a dispetto delle esperienze estere dei componenti del team, fondamentalmente negli Stati Uniti, nei paesi scandinavi, europei e in Cina. In Italia lei risulta più o meno sconosciuta tutt'oggi. Quindi da subito ci troviamo a lavorare in maniera molto positiva con aziende di diverse dimensioni, su diversi settori di caratura sia nazionale che internazionale, con degli ottimi risultati. Fondamentalmente Hyumco ha un approccio orizzontale ai diversi settori, come vi ho riportato brevemente qui. Lavoriamo dall'healthcare al concetto delle smart cities con la mobilità integrata, piuttosto che l'Oreca, la GDO e il manufacturing. Non ho potuto riportare i nomi di tutti i clienti per motivi di NDA, ma solo di alcuni da questo punto di vista.
L'integrazione con l'università, che è stata un po' con la genesi di Junco, quindi anche l'innovazione necessita di una continua e costante collaborazione con le realtà degli Atenei. Junco collabora dalla sua genesi, appunto, come vi dicevo prima, dapprima con Padova, poi successivamente con Ca' Foscari, o comunque con i più eccellenti a livello internazionale Atenei, in maniera multidisciplinare. Chiaramente la collaborazione con Ca' Foscari e con Padova continua anche per un motivo territoriale, oltre che dell'eccellenza a livello internazionale. Da qui sono nati anche una serie di paper scientifici e delle conferenze, tra cui il JSM dell'anno scorso, dove i nostri modelli di intelligenza artificiale sono stati presentati proprio sul lato business. Quindi queste conferenze, che una volta forse erano strettamente dell'Ateneo, soprattutto il JSM, che è il Joint Statistical Meeting a livello internazionale organizzato dall'ASA, ha anche una grossa componente economico-produttiva. Ma questa forse è un po' noia. Cominciamo a dare un'introduzione di cosa non è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è tangibile con quello che è la parte della robotica, no? Siamo abituati a vedere un po' i fuochi artificiali in tal senso, oppure la computer vision e quindi la realtà aumentata, piuttosto che l'interazione diretta con l'intelligenza artificiale, con i famosi virtual assistant e i chatbot. Ecco, l'intelligenza artificiale che si può portare in azienda in realtà non si vede, quella che fino a qualche tempo fa rimaneva rinchiusa all'interno dei laboratori di ricerca degli Atenei. Perché oggi l'intelligenza artificiale? Allora, l'intelligenza artificiale, quando la devo spiegare, cerco di riassumerla in 3 macro ingredienti. Allora, il primo ingrediente, che è quello un po' più vecchietto, qualcuno potrebbe anche saltare sulla sedia, in realtà è di origine del secondo dopoguerra, si sviluppa e si formalizza negli anni 60 e al suo interno porta degli algoritmi che tutt'oggi sono utilizzati, solo che non potevano essere messi in produzione all'interno delle aziende o alla mercé delle aziende, se non all'interno degli Atenei come ipotesi teorica, perché fondamentalmente mancava un altro ingrediente. L'ingrediente è quello del big data. Attenzione, big data non è semplicemente, forse il termine dovrebbe essere evoluto in dynamics data. Il big data è composto sì da moli di dati, ma moli di dati dinamici che nel tempo si evolvono, quindi molto veloci. Facendo un esempio molto veloce, il fatto i vostri consumi, conoscere i vostri consumi di 2 anni fa può essere utile, quelli di 10 anni fa non mi danno nulla di interessante per quello che potrebbe essere, ad esempio, una reazione di pushing marketing. Pensate a Netflix, Amazon e via dicendo, esempi che conoscete molto bene e dei quali sicuramente sarete anche voi vittime di spamming sotto certi aspetti. L'evoluzione, il terzo ingrediente fondamentale, sono quelli che vengono definiti oggi HPC, cioè High Performance Computing, cioè l'evoluzione computazionale è sotto gli occhi di tutti in questo trentennio assolutamente, dai banalissimi smartphone, ma 20 anni fa eravamo con Nokia 3310, era impensabile arrivare a questi livelli. La stessa cosa è avvenuta con quelli che erano questi HPC, che erano a disposizione solo per i grossi enti di ricerca, NASA piuttosto che Atenei. Ad oggi, anche dal punto di vista economico, possiamo accedere a questi HPC in maniera molto semplice, sotto certi aspetti, virgolettato, ma anche con un effort economico non faraonico. Ma cos'è l'intelligenza artificiale per l'azienda? Fondamentalmente è ad oggi un vantaggio competitivo, diventa un vantaggio competitivo che per alcune aziende nostri clienti sono diventate un vero asset strategico. Adesso passo direttamente a dei casi pratici. Allora, cominciamo con un esempio abbastanza semplice, in realtà complesso nella sua progettualità, che è la cosiddetta defect detection, cioè la rilevazione del difetto, che non fa parte solo del concetto del controllo della qualità, ma in realtà va a migliorare tutta la linea produttiva, come andremo a vedere. Questo nostro cliente fondamentalmente cosa fa? Ha diverse linee di saldatura in linea, che le diverse saldature vengono effettuate su N stazioni con delle automatic welding line, cioè delle saldatrici automatiche. La saldatura in cosa consiste? Consiste nel depositare del materiale ferroso che può essere saldato con diverse tecnologie, diverse metodologie che adesso non sto qui a riportare,
e fondamentalmente va a strati. Allora, nel momento in cui ho una sovratensione, ad esempio, l'errore si vede banalmente perché si vede una bruciatura, un buco. I problemi peggiori avvengono nell'errore di saldatura invisibile, cioè errori derivanti da sottotensione, errore di taratura della velocità della linea e via dicendo. Ogni macchina produce delle variabili multidimensionali, molte variabili, siamo quasi a 500 variabili per singola macchina. Da uno studio che abbiamo definito noi, siamo riusciti ad arrivare a definire quella che poteva essere l'insorgenza dell'errore. Come vedete, alla fine di questa linea, come è schematizzato in maniera molto semplice qui, alla fine della linea produttiva, quindi alla fine di tutto il ciclo, vi è un NDT. Un NDT è un Node Extraction Test, cioè una sorta di radiografia che viene fatta ad ogni singola giuntura, ad ogni singola saldatura. Da qui andiamo a rilevare quelli che possono essere gli errori. Errori che possono essere dati da una correlazione di variabili per ogni singola stazione di saldatura che possono portare effettivamente a un errore. Ecco che qui con strumenti, non dico vetusti, ma sicuramente conosciuti, che sono le control chart, che provengono dal fantastico mondo della lean production e quindi dal statistical control, l'approccio Six Sigma, tanto per capirci. L'approccio Six Sigma tendeva, lo scopo delle Six Sigma era quello di arrivare a un difetto di parti per milione. Il limite qual era? Erano dei modelli statistici che avevano un limite di criticità logica, che ad oggi attraverso l'intelligenza artificiale riusciamo ad evolvere e riusciamo a portare verso questo target. Vi do dei dati. L'errore medio di queste linee di produzione era già molto basso, era del 7%. Lo abbiamo portato allo 0,03%. Quindi ci stiamo avvicinando molto bene, direi, a quello che sarebbe lo scopo del Six Sigma. Quindi attraverso un'analisi degli errori correlati con l'NDT, in base alle variabili provenienti dalle singole saldatrici, istruito l'algoritmo, riusciamo a intercettare in real time quello che è effettivamente il difetto, con quali pro, bloccando l'avanzamento della stazione successiva della linea e evito così lo spreco di lavoro, materiale e tempo produzione. Ma l'esis qual era? Nel momento in cui mi fossi accorto di un errore al termine della linea di produzione, qual era? Semplice, dovevo rifare completamente il percorso di produzione perché non avevo idea in quale punto si era evidenziato l'errore, quindi il difetto. Da qui l'assist mi proviene da prima, rimango sempre nell'ambito della manifattura con quello che è la predictive maintenance, in maniera un po' più precisa andiamo a definire quello che le rivoluzioni industriali ci hanno portato fino ad oggi. Stiamo parlando di Industry 4.0 perché il 4 sta per quarta rivoluzione industriale. Possono essere descritte fondamentalmente le rivoluzioni attraverso due variabili, no? Due variabili contingenti direttamente proporzionali, cioè la produttività e la complessità. Le rivoluzioni industriali hanno cambiato il mondo moderno attraverso le nuove tecnologie sviluppate e integrate, modificando il modo in cui andiamo a fare le cose. Quindi l'introduzione dell'industria 4.0 amplia il template industriale, come aziende basate su un processo di produzione possono migliorare queste due variabili fondamentalmente. Allora, le aziende manifatturiere richiedono complesse combinazioni, come diceva il collega prima, di vecchi e nuovi macchinari per far funzionare il processo produttivo. Tali sistemi però producono dei guasti e tempi di attività non pianificati che necessariamente avranno un effetto negativo sulla programmazione dell'attività. Poi i costi si possono espandere anche a quello che può essere anche la sicurezza del nostro cliente rispetto alla nostra capacità produttiva. Do due o tre numeri di quello che capita, qual è il costo economico di un blocco produttivo. Non sono dati che provengono dalle mie tasche, ma Emerson e USG hanno dato una stima di 50 miliardi di dollari anno. Il collega parlava prima, magari mi corregge, di 40k a ora per un fermo produzione dell'azienda precedente, quindi 50 miliardi di dollari anno dovuto ai blocchi produttivi, dei quali il 42% è dovuto alla manutenzione. Questi sono dati incredibili, cioè si parla di 22 miliardi di dollari l'anno a fondo perduto a causa di una manutenzione non strategica, direi. Quindi
All'inizio della rivoluzione industriale, tornando al discorso di prima, le macchine non erano troppo complesse e ciò significava fondamentalmente meno guasti. Quando siamo entrati invece nella seconda e nella terza ondata delle rivoluzioni, abbiamo cominciato ad inserire il concetto della manutenzione, con la catena di montaggio e la rapida automatizzazione, scusatemi, tramite controllori logici, programmabili, i famosi PLC, lo scenario è cambiato. C'era meno lavoro manuale e più automazione, tant'è che tutt'oggi stiamo andando sempre di più verso questa direzione, attraverso dei macchinari complessi. Questi macchinari complessi in un sistema complesso di manutenzione non può permettersi di utilizzare ancora un concetto di maintenance reattiva periodica o proattiva, con tutti i contro che vi sono. Io qui li ho elencati velocemente, non voglio farvi una lettura d'elenco, sono concetti Mirko, ma come funziona diciamo, la manutenzione predittiva? Perché sembra un po' Minority Report, no? Immaginare, predire il futuro, anticipare quello che accade. Ma adesso immagino che sia meno esotico di Minority Report, però come funziona? Cioè, voi utilizzate dei dati, cioè andando proprio anche magari in modo anche molto semplice in quello che fate, no? Per poter aiutare le aziende ad anticipare, no? Le rotture, che mi sembra sia assolutamente. Guarda, io ho due casi, due clienti, quindi ho fatto una somma. In particolar modo uno di questi clienti crea macchinari con una produzione ad isola e raccoglie i dati tramite sensoristica IoT di questi macchinari. Chiaramente la manutenzione, lavoro in tutto il mondo, ha due sedi, una in Italia e una in Sud America. Fondamentalmente nel momento in cui devo andare a fare manutenzione devo spostare delle squadre, il service cosiddetto, no? Allora è stata generata la cosiddetta control room, cioè la macchina attrezzata in sensoristica IoT mi dà i dati, ok? Mi manda i dati, questi dati vengono rapportati con l'esperienza dell'azienda che ha prodotto, quindi sulle singole componenti. Facciamo finta di giocare con i Lego, quella componente so che ha una reliability, un'affidabilità di un certo tipo e quindi in quel caso rientrerei nel concetto della manutenzione preventiva, ma nel momento in cui ho il dato in real time e riesco a misurare effettivamente qual è l'usura di quella macchina, riesco ad avere, tra virgolette, un calcolo della probabilità in base a diverse variabili, perché anche giusto per dare un dato reale, queste macchine non sono nelle stesse situazioni climatiche, quindi potrei avere delle macchine che hanno una necessità di tropicalizzazione piuttosto che il mio algoritmo man mano va a darmi quella che è effettivamente la probabilità di guasto alla mia control room. Sembra molto semplice, ma l'algoritmo, faccio un esempio nell'ambito automotive, non so se tutti vi ricordate della fantastica Punto 70, penso che sia stata rilasciata negli anni 95-96, in ottica di obsolescenza di prodotto aveva un componente che era la pompa fondamentalmente, la pompa dell'acqua che aveva esattamente 30.000 chilometri di garanzia. Ecco, non sempre però quei 30.000 chilometri si realizzeranno effettivamente, soprattutto in un sistema complesso. Quindi io la manutenzione preventiva attraverso questi algoritmi istruiti sulla base dati e sulla base dati in real time riesco a darti esattamente la previsione di rottura. Quindi in tal senso posso farti già arrivare in qualsiasi parte del mondo il pezzo da sostituire senza dover necessariamente fare uscire una squadra di diagnostico, una squadra di service, magari dandoti anche le istruzioni di come montare questo pezzo sostituto. Questo è diventato un business per l'azienda, è diventato un nuovo asset. Ho risposto alla tua domanda? Sì, Mirko, direi sembra un po', diciamo, cambia diciamo, totalmente il modo anche di agire delle imprese, molto più analitico, molto più riflessivo, no? E molto meno reattivo, che è anche un cambiamento anche È una strategia. Sì, non semplicemente è un'applicazione tecnologica, ma un cambiamento anche nella gestione dell'azienda, no? Significa appunto pensare anche in modo diverso, non è semplicemente applicare un software che mi dà un risultato, ma appunto se prima ero magari bravissimo nel mandare le squadre in giro per il mondo, risolvere problemi in 2 minuti, qui in realtà cambio anche il modello, devo avere ho un'opportunità in più sicuramente di appunto di gestire in modo molto più raffinato e
e preciso sostanzialmente la mia attività produttiva, ma anche di cambiare il modo in cui vediamo e si viene interpretata l'attività manifatturiera, quindi con una capacità di previsione, anticipo, Assolutamente. diciamo, molto fine, e mi sembra anche dalle parole che tu ci hai testimoniato, sempre di più la produzione diventa complessa, no? È sempre meno gestibile dal cervello umano. Sono talmente tante le informazioni. Adesso tu parlavi di quanti dati genera una singola macchina, che sono una quantità elevata. Se noi le combiniamo tutte insieme, dopo un po', per quanto siamo bravi, iniziamo a perdere dei pezzi per strada. Invece oggi sempre di più serve questa intelligenza per appunto gestire una complessità, appunto se ci mettiamo predizione dei difetti, predizione del fermo macchina, interazione tra le singole macchine, sempre di più abbiamo bisogno di un core di intelligenza artificiale che ci aiuti a questo punto di vista. Assolutamente. Mirko, grazie per la presentazione. Credo che abbiamo capito non solo che bisogna generare dati, che questo è un po' passato, ma che sempre di più la capacità anche di utilizzare questi dati in modo intelligente diventerà importante. Quindi forse non la chiameremo più artificial intelligence, ma gestione intelligente dei dati forse potrebbe essere un modo che ci rende più intelligenza aumentata. Esatto. Ci fa diventare a noi più intelligenti. Questo mi sembra un dato interessante. Allora lascerei a questo punto la parola a Sabrina Giraldin della Camera di Commercio di Padova, che un po' ci parlerà delle iniziative che la Camera di Commercio sta portando avanti sul tema della sostenibilità ambientale. Sabrina, a te. Non ti sentiamo, anche se vediamo la tua presentazione. Sabrina, io non ti sento, non so se sono solo io, ma non penso. Devi aprirti il microfono. Adesso vediamo se devi aprire. Sulla sinistra trovi attiva microfono. Ecco, prova a parlare. Mi sentite? Sì, ti sentiamo perfettamente. Prego. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Intanto nel presentare appunto quelle che sono le iniziative del sistema camerale nell'ambito della sostenibilità ambientale, abbiamo pensato prima di presentarvi un attimo anche il sistema camerale, perché a volte effettivamente non è così conosciuto come ci immaginiamo, come diamo per scontato noi dell'ambiente camerale. Allora, le camere di commercio sono degli enti pubblici e sono dotati di un'autonomia funzionale, così come ci dice la legge di riferimento, che è la 580 del 93. Hanno funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e quindi hanno anche compiti di promozione e di sviluppo delle economie locali. Nell'ambito le camere di commercio comunque si inquadrano nel sistema camerale e sono rappresentate, diciamo così, a livello istituzionale nazionale dall'Unione Camere Nazionale, appunto dall'Unione delle Camere di Commercio, che hanno anche il compito di stipulare delle intese, delle convenzioni, sia con le amministrazioni centrali che con altri enti pubblici nazionali o locali, e rappresentano anche il sistema camerale a livello europeo. Successivamente poi troviamo delle rappresentanze, diciamo così, del sistema camerale anche a livello regionale, e sono le Union Camere regionali, nel nostro caso appunto l'Union Camere Veneto, che hanno anche il compito di coordinare i rapporti con la regione e possono promuovere anche l'esercizio di alcuni servizi in forma associata. Perché abbiamo fatto questa premessa? Perché sostanzialmente questo progetto di cui parliamo oggi sull'economia circolare si inquadra è finanziato, diciamo così, dal fondo perequativo, che è un fondo che viene appunto costituito con risorse delle camere di commercio e che in parte va ad aiutare quelle camere di commercio che hanno delle rigidità di bilancio e quindi hanno bisogno di essere supportate
anche per l'esercizio delle loro funzioni attribuite dalla legge, ma poi sono anche finalizzate a promuovere delle azioni di sviluppo più, diciamo così, di promozione. E il Fondo Perequativo ha individuato nel 2019, appunto, l'Unione Nazionale ha individuato 4 linee d'azione prioritarie, nelle quali troviamo appunto anche la promozione dell'economia circolare. Giusto per darvi un attimo un'indicazione anche su quali sono le altre 3 linee d'azione, c'è appunto l'orientamento domanda offerta lavoro, sostegno all'internazionalizzazione, turismo e cultura. Questo anche per darvi un attimo l'idea di quali altre competenze ha la Camera, oltre a quelle insomma più istituzionali. Con riferimento più specifico, diciamo così, all'azione sull'economia circolare, diciamo che questo progetto poi si declina da livello nazionale, assume una dimensione regionale, questo perché è promosso e coordinato da Unioncamere regionale, con la finalità in qualche modo di sensibilizzare le aziende della regione sui temi dell'economia circolare, anche per valorizzare quelle che sono le best practice che il nostro territorio può esprimere, e poi anche quella di in qualche modo, diciamo così, esprimere meglio quelle che sono le funzioni in tema ambientale che le Camere di Commercio comunque svolgono. Tutto questo progetto chiaramente vuole anche rafforzare la collaborazione con gli stakeholder e coinvolgerli nel sistema di realizzazione di queste azioni che il progetto prevede. Quindi le azioni nello specifico sono principalmente azioni di formazione, di informazione, di sensibilizzazione, sono rivolte alle imprese e partono appunto dai temi introdotti dalle direttive dell'Unione Europea e quindi dal progetto del Green Deal europeo. Sabrina, posso farti una domanda? Avete dei bandi, delle iniziative su questo fronte che magari anche delle imprese che sono in ascolto potrebbero... Diciamo che noi abbiamo avviato un bando di concorso volto appunto a raccogliere quelle che sono le migliori pratiche in tema di economia circolare, però purtroppo è scaduto perché l'obiettivo è, purtroppo noi dovremo concludere tutte queste iniziative nell'ambito del 2020 e vorremmo in qualche modo realizzare la cerimonia di chiusura e la premiazione dell'impresa vincitrice nel contesto della settimana europea dei rifiuti, quella che volta a, diciamo così, a sensibilizzare sul tema appunto di una gestione efficace dei rifiuti. Quindi, essendo questa iniziativa a fine novembre, purtroppo abbiamo dovuto chiudere a fine ottobre la possibilità di presentare delle candidature sostanzialmente. Immagino che nel prossimo futuro magari altre iniziative sicuramente aprire su questo fronte. Questo è un tema comunque allora, molto importante. Sì, volevo soltanto dire appunto che poi... ok. Dimmi. Ancora a contare di un po' le conclusioni, grazie. Sì, allora, con riferimento, diciamo così, ad uno sguardo regionale, possiamo vedere che le attività che erano previste sono attività di analisi territoriale, quindi dei focus group, coinvolgendo anche le associazioni di categoria per comprendere quali sono i fabbisogni delle imprese in termini informativi e formativi sul tema ambientale e dell'economia circolare. Poi erano previste azioni di formazione del personale della Camera di Commercio anche in tema di gestione appunto dei rifiuti, perché le Camere hanno anche competenze amministrative
su questo aspetto, formazione alle imprese e attività specialistiche legate appunto anche al feedback raccolto attraverso i focus group, un'attivazione di partenariati, la valorizzazione di sistemi telematici informativi e l'azione di azioni promozionali di divulgazione. Le camere di commercio che hanno aderito a livello regionale a questo progetto sono Venezia, Rovigo, Treviso, Belluno, Vicenza e Padova. Si è molto investito, diciamo così, sul coinvolgimento degli stakeholders, e quindi abbiamo citati solo alcuni: l'università, Cervete, che è una società consortile partecipata dalle Camere che si occupa appunto di temi legati alla gestione dei rifiuti, alla gestione ambientale, i comuni e il coordinamento Agenda 21 locale. Nello specifico, per quanto riguarda la Camera di Commercio di Padova, le azioni che abbiamo deciso di porre in essere riguardo a questo progetto sono un protocollo d'intesa sugli acquisti verdi e la promozione dello sviluppo sostenibile. È stato sottoscritto a settembre dello scorso anno nell'ambito della fiera Flormart e ha coinvolto il Comune di Padova, l'Università e il coordinamento Agenda 21 locale. Abbiamo realizzato un evento di lancio del bando di concorso che dicevamo prima, Economia Circolare, Buone Prassi a Padova, in collaborazione peraltro con l'Università, con il Comune di Padova, con l'associazione che ha organizzato il Festival dello Sviluppo Sostenibile, perché appunto l'abbiamo organizzato il 5 ottobre in quel contesto. E sostanzialmente abbiamo fatto quindi questo primo workshop. Ne faremo però altri 3 che sono volti a coinvolgere sia gli stakeholder di cui abbiamo parlato prima, ma anche le aziende, con delle testimonianze dirette. Vorremmo farlo appunto su 3 settori diversi, quindi saranno, diciamo, dei workshop tematici di alcuni settori: l'agroalimentare, l'edile e la grande distribuzione. Per ritornare un attimo sul concorso, diciamo che è legato alla valorizzazione delle imprese della nostra provincia. Chiaramente il premio è di 2.000 euro per l'azienda che lo vincerà, e la cerimonia di premiazione la faremo appunto il 24 novembre online nell'ambito di uno di questi 3 workshop che vedete appunto nello schermo. Io lavoro al servizio promozione progetti di sviluppo del territorio. Ok. Grazie Sabrina per le informazioni su quanto state facendo come sistema camerale. Allora, abbiamo qualche minuto per qualche domanda. Nel frattempo, magari che arriva qualche domanda via chat, io volevo porre una domanda sia a Lucio sia in merito alla, diciamo, alle catene di fornitura, alla supply chain, per dirla in inglese. Noi, diciamo, le vostre presentazioni si sono concentrate sulla singola azienda, quindi sul beneficio che queste tecnologie possono appunto puntualmente una singola azienda, ma sempre di più ovviamente le aziende lavorano con altre aziende in catene di fornitura globali, più o meno complesse, ma insomma che prevedono la collaborazione con altre imprese. Ecco, da questo punto di vista, come queste tecnologie possono aiutare in questa appunto gestione complessa diciamo, delle relazioni anche con altre imprese? Non so se Lucio e Mirko possono e vogliono rispondere. Posso fare 2 parole io? Mi sentite? Sì. Certo, Lucio e poi Mirko. Mi sentite? Eccomi. Niente, allora, come dicevo, Schneider, diciamo, si focalizza sull'ambito industriale, quindi più sul concetto di catena del valore interna all'azienda. Per quanto riguarda la parte di supply chain, sempre di più esistono delle soluzioni che magari permettono di fare quella che è un po' magari la tracciabilità del prodotto, soprattutto quando si entra nell'ambito food and beverage, ecco.
sono soluzioni che esistono, che già sul mercato esistono, con la possibilità appunto di sapere sempre il lotto produttivo dove si trova, o anche nel momento in cui arriva al fornitore, di capire qual è stato il percorso, ecco, che quel lotto produttivo ha fatto, e tutti i dati riguardanti appunto la sua produzione. Ecco, chiaramente devo averli raccolti nel momento in cui quel lotto è stato prodotto, ecco. Grazie Lucio. Mirko. Eccomi qua. Riapprofitto della condivisione dello schermo. L'intelligenza artificiale nella supply chain, noi abbiamo sviluppato diverse soluzioni, sia per il mondo retail, partendo dall'Eureka, passando per la GDO. Fondamentalmente, come dicevo prima, l'inserimento di una funzione di intelligenza artificiale deve avvenire in maniera puntuale, quindi deve avere un flow di evoluzione, e il flow di evoluzione che c'è all'interno della supply chain fondamentalmente è quello della previsione della domanda. Vado molto veloce per dare una descrizione pragmatica su un caso reale. Quindi dalla previsione della domanda, evolvendo quello che era l'analisi delle serie storiche, che ad oggi al 99% delle aziende si basa sul concetto della media mobile. Una media mobile, quindi questo strumento statistico che qui vi faccio vedere quello che è l'algoritmo, è stato sviluppato per questo cliente da Junco, che è questa linea rossa su quella che è il valore, su quello che è il valore reale della vendita effettiva rispetto a quello che era un modello a media mobile. Cosa si evidenzia a prescindere da tutte quelle formulacce statistiche di derivazione statistica che vengono utilizzate all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale? Fondamentalmente l'incapacità di reagire da parte dei modelli a media mobile a causa di effetti di sottostima e sovrastima, e l'incapacità di andare a toccare il trend. Il pro è, qui vado avanti perché c'è un altro esempio su un altro prodotto, i goals non sono semplicemente in termini commerciali, quindi la previsione ottimizzata delle vendite, ma vanno a districarsi sulle diverse funzioni aziendali, quindi acquisti, buyer, logistica, piuttosto che marketing, ma anche il CFO, quindi tutta la parte finanziaria, beneficiano di questa ottimizzazione. Bene, da qui come riusciamo ad andare a districare l'utilità all'interno del complesso ciclo della supply chain? Ma vi porto un altro caso reale, questo era invece nel settore dell'Oreca. Magazzino di 20.000 metri quadri, fondamentalmente partendo da una logistica ottimizzata in logica ABC. Attraverso la previsione delle vendite riesco a generare e a identificare un magazzino previsionale stagionale. Questo cosa va a ottimizzare? Va a ottimizzare i percorsi di picking in termini di spazio-tempo. Da qui siamo andati ad inserire in un secondo progetto quello che era la mappa ottimizzata dei percorsi per chi effettuava il picking, quindi il magazziniere, con un sistema di rilevazione real time. La semplifico così, guardate, non voglio rubarvi altro tempo, un Google Maps all'interno del magazzino su 20.000 metri quadri. Potete immaginare quanti operatori lavorano su 3 turni da 8 ore, quindi 24 ore al giorno. In molti casi anche il sistema ottimizzato aveva i problemi di colli di bottiglia. Come Google Maps, Waze o il Garmin, in maniera molto semplice all'operatore viene fuori un alerting dicendo ricalcolo il percorso. Ma ricalcolo il percorso in che senso? Ricalcolo il percorso con i vincoli dell'ABC, quindi quelli banali che sono volume, fragilità e spazio, nonché quelli della presa della comanda e l'ottimizzazione del percorso minore. Questo in maniera molto veloce. Spero di aver risposto. Grazie Mirko. Io lascerei la parola adesso a Eleonora Di Maria. Grazie Marco, grazie a tutti i relatori. Solo una battuta: quello che abbiamo visto oggi è come le tecnologie digitali, in particolare partendo dai dati, dalla produzione dei dati, da una serie di tecnologie distribuite, in realtà consentono alle imprese, se opportunamente inserite in un
progetto coerente non soltanto di raccogliere e misurare i dati, di gestire questi dati, ma soprattutto di lavorare come strumento di supporto alle decisioni, in chiave che è naturalmente strategica e per ritornare al titolo di oggi, la sostenibilità ambientale entra all'interno dei ragionamenti che sono comunque dei ragionamenti economici, quindi diciamo così le tecnologie aiutano a utilizzare in maniera migliore le risorse, sia risorse fisiche, sia risorse di tempo, sia risorse di spazio, come abbiamo sentito adesso da Mirko, ma anche soprattutto la possibilità di gestire meglio quelli che sono anche i rapporti con i mercati, le relazioni di filiera, con l'idea che la tecnologia, in particolare quello che abbiamo visto oggi, soprattutto la gestione dei dati in chiave di intelligenza artificiale, aiuta a prevedere, a pianificare, ma soprattutto anche a muoversi anche all'interno di contesti che non sono sempre necessariamente così facilmente prevedibili. Io vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar, ringrazio i relatori, ringrazio Unioncamere, la Camera di Commercio di Padova e i PID, e vi do appuntamento a questo punto alle prossime attività che organizzeremo, ci auguriamo presto, e naturalmente poi sarete tutti ricontattati per il video che metteremo poi a disposizione. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buonasera, grazie.